Azienda Comelli, associato Movimento Turismo del Vino come sempre, un'azienda che ha partecipato ai nostri corsi di formazione per l'accoglienza in cantina. Sono corsi da 100 ore e dai nostri 130 associati hanno aderito fin d'ora, il 40-50%. Daniela Colmelli è stata forse una delle prime della classe, ha un'azienda che si occupa di enoturismo a 360 gradi, ha l'ospitalità, chiaramente c'ha la cantina. Daniela, come accogli tu i turisti? Indubbiamente il corso che ho fatto per accoglienza in cantina mi ha insegnato molto, innanzitutto a apprezzare effettivamente quello che la mia cantina offre, a non avere indecisioni, e mi ha fatto capire che effettivamente la mia cantina, di conseguenza il mio agriturismo, si trovano indubbiamente in un luogo fantastico del Friuli, in un angolo sconosciuto. So esattamente a metà strada tra Cividale e Faedis, a Colloredo di Sofumbergo, che già come nome è, diciamo così, un po' particolare. E questo agriturismo che è stato ricavato da una vecchia casa friulana, ristrutturata, mantenendo tutte le caratteristiche della casa tipica friulana, si apre, diciamo, su questa valle che vede tutte le colline di San Daniele e anche il Piancavallo, specie nelle giornate così molto limpide, si può ammirare sia il Piancavallo che il mare verso Trieste. Bene, io direi che questo è un concetto importante. Chiaramente anche questa azienda sarà presente a Cantina Aperta il 30 al 31, io lo ricordo sempre, sarà il tormentone di queste riprese, e veramente faccio i complimenti a Daniela, ma anche a Pierluigi Comelli che è là. Davide, vai a prenderlo, ecco. Fa autore anche lui. Daniela sta davanti ma Pierluigi sta dietro.